Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Questa settimana ci sono una serie di eventi e di manifestazioni legati alla Giornata Internazionale della Donna. Anche l'amministrazione di Bagnolo di Po, con la Commissione Pari Opportunità e la Biblioteca Ludovico Ariosto, organizzano un evento dedicato alla donna e incontrano l'autrice Rossella Magosso. Rossella Magosso è una volontaria che per anni ha operato nella sezione femminile del carcere di Rovigo, incontrando detenute che arrivavano e che soggiornavano qui nel carcere di Rovigo provenienti da più parti d'Italia. Rossella Magosso, con il suo volume Storie di donne, voci dal carcere, ha voluto dare voce alle persone che lei aveva conosciuto dietro le sbarre all'interno di una piccola cella. Ha voluto riportare anime ferite, sentimenti, e ha voluto che queste voci potessero essere riportate e potessero avere una dignità, perché rappresentavano le donne che lei aveva conosciuto. Venerdì 7 marzo, ore 20:45, presso la sede Avisaido del Comune di Bagnolo di Po, potrete incontrare Rossella e la sua grande carica di umanità. Incontrerà raccontando e riportando e dando la possibilità di conoscere questo volume. Ma gli eventi che riguardano la Giornata Internazionale della Donna non riguardano solamente l'amministrazione comunale, ma arrivano anche qui a Valgrande. Infatti si potranno qui a Valgrande durante il fine settimana incontrare e trovare sulle tavole i simboli che rappresentano questa importante giornata. Infatti, accanto alle nostre preparazioni classiche si potranno assaggiare dei piatti che preparerò prediligendo il colore giallo, o a fine pasto si potrà assaggiare il dolce, e ci tengo a sottolineare realizzato da noi, il dolce mimosa. Vi invito a partecipare non solamente all'evento del Comune di Bagnolo di Po, ma vi invito anche a prenotare il vostro tavolo al ristorante Agriturismo Valgrande, e lo potrete fare sempre con la solita modalità, prenotando il vostro tavolo nei contatti che potrete trovare tra le pagine social o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo nella lettura di questo preziosissimo volume e vi aspetto. Ciao!